Dalla sede della Protezione Civile del Veneto qui a Marghera, come ogni giorno al termine della conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia. Vaccinazioni a pieno ritmo con una previsione per le prossime 24 ore di arrivare a 43.000 dosi al giorno. Confermate forniture settimanali di 200.000 dosi. Zaia rilancia l'appello agli over 60 a prenotarsi per accelerare sulle corti inferiori. Il 21% dei veneti ha già ricevuto almeno la prima somministrazione di vaccino. Ovviamente noi adesso spingiamo forte perché siamo convinti del fatto che più veloci andiamo, prima usciamo da questa tragedia. Vi dico anche che grazie al vostro lavoro di ieri, e quindi grazie alla stampa, ieri abbiamo fatto 100.000 prenotazioni. Quindi adesso faccio ancora appello a tutti coloro che hanno più di 60 anni, in particolar modo la classe, la corte come si direbbe, la popolazione dei 60-69, ma vale anche per i 70-79 e chi ha anche più di 80 anni, quindi sopra i 60 anni, sappiate che noi siamo con ancora posti nelle agende. Quanto alle inchieste aperte dalla Procura di Padova e da quella di Vicenza sull'attendibilità dei test rapidi e quella che vedrebbe il professor Andrea Crisanti indagato per diffamazione, Zaia commenta ricordando che l'alternativa ai test rapidi sarebbe stato non fare tamponi perché la capacità di analisi dei molecolari era di 20.000 al giorno e non avrebbe comunque permesso gli screening. Che noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Punto. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino, no? Cioè, cosa andate? Dei medici di base che hanno sbagliato a utilizzare i tamponi rapidi che ha utilizzato anche la Regione Veneto. Dopodiché voglio ricordare, non entro nei termini di studio o robe perché non mi competono, ma entro in un termine che è quello dell'ansia, dell'angoscia, del contact tracing e di una roba seria. Voglio ricordare che a marzo 2020 facevamo 2000 tamponi al giorno, visto che qua c'è sempre quelli esperti che tutto dipende dai tamponi molecolari, 2000 tamponi al giorno, e abbiamo avuto esiti facendo 2000 tamponi al giorno di gran lunga inferiori coi morti rispetto a dicembre che ne facevamo 75.000 al giorno, dei quali almeno 22-25.000 molecolari. Capite che non torna al conto, no? Lasciate perdere i rapidi, ma i molecolari rispetto a marzo della prima ondata ne facevamo 10 volte di più e abbiamo avuto un esito sulla mortalità diverso. RTA 086 che è comunque aumentato rispetto alla scorsa settimana, quindi seppure sarà confermata la zona gialla è necessario fare attenzione perché a 1 l'RT fa scattare l'arancione in automatico.